Festival Folk Campagnoli di Rosegaferro, provincia di Verona, e siamo qui oggi per presentarvi le cante popolari che rappresentano un po' quello che era il tempo dei nostri nonni, insomma, le realtà contadine di una volta, che sono anche ben rappresentate in questo bel museo. E siamo felici, ecco, di presentarvi le nostre cante. Cominciamo subito con la prima. Il primo brano narra di questa ragazza che si innamora di un ragazzo, rimane incinta e desta scandalo nel paese. Per questo il suo fidanzato viene imprigionato, ma lei è determinata ad aspettarlo e a sposarlo nonostante le ristrettezze economiche in cui si trovano, perché per lei l'amore conta più di ogni altra cosa e supera ogni difficoltà. Picchia picchia da Porticella. Picchia picchia da Porticella. Sì, picchia picchia da Porticella. Ora la prossima che vi presentiamo è una canta, sì, è una canta che veniva usata dalle nonne per insegnare ai nipotini, ecco, ai più piccoli, i giorni della settimana. Per cui la Rosina fa fuori che la Rosina va al mercato tutti i giorni a prendere qualcosa di diverso, insomma è sempre lì. Quindi la Rosina bella va sul mercato.
Grazie mille a tutti. Ecco, arriva la prossima. La prossima, se avete già sentito Palaffino Campanaro, è un concetto simile con la canzone, nel senso che ci sono varie voci che fanno cose diverse, che si sovrappongono, è un canone, diciamo. Non tutte le frasi hanno un senso compiuto, però è molto carina e vi invito anche a cantarla con voi, con noi, scusate. Ecco perché è molto divertente e spensierata. Il chiodo del vero verso.
prossima carta vede una scena in cui la nostra ragazza, Margherita, in un giorno di pioggia entra dal macellaio. Il macellaio rimane particolarmente colpito dalla sua bellezza e cosa fa? Decide di fare la corte a modo suo. Nasce quindi una conversazione a dir poco maliziosa e con dei doppi sensi, ma ve la cantiamo subito e ora capirete. Qui la gallo prende e piove il macellaio. Ecco, con la prossima canta vediamo come un semplice fazzolettino, un oggetto molto semplice, può diventare un pegno d'amore tra due giovani ragazzi innamorati. Ecco, questa canta sta anche molto a cuore ai nostri migranti perché racconta proprio una situazione di un'epoca che fu. Amor dame quel fazzolettino.
vediamo l'unione di due cante, in cui nella prima vediamo i mestieri di una volta, ecco, quelli considerati mestieri solidi, mestieri duraturi di una volta, che vediamo qui ben rappresentati come il contadino, il marangon, il morador, il botteguer, ecco, tutta una serie di mestieri che erano in voga una volta. Li vediamo uniti poi a una canta in cui invece vediamo una mamma che fatica a lasciare andare i figli, a sposarsi e a farsi una famiglia, per cui abbiamo i mestieri della volta e la mia mamma mi diceva. Yeah.
alle donne benedette nostre scarselle, la mia mamma mi diceva, la mia mamma mi diceva, alle donne benedette nostre scarselle, non mi toglierò mai più. La mia mamma mi diceva, se la vera parte voi e la vostra pigliate. La mia mamma mi diceva, la mia mamma mi diceva, se la vera parte voi e la vostra pigliate. Non te sposare mai più, non te sposare mai più, non te sposare mai più, mai più. Bene, grazie a tutti, ora facciamo una piccola pausa, ci vediamo tra un po'. Mezz'oretta. Mezz'oretta. Siamo sempre qua. Sempre qua, sempre pronti per voi.